Eccoci qui, buonasera a tutti, scusate le cuffie da DJ, ma volevo sapere se l'audio arrivava. Opla, pronti? Sì, funziona tutto. Buonasera, buona domenica, sono le ore 21:10 di questa domenica 9 gennaio 2022, ok? Benvenuti a tutti. Benvenuti, ho improvvisato una diretta così di sera, così è una prova, vediamo come va, sono molto curioso di sapere come va. Allora, potete interagire tranquillamente tramite la chat e ovviamente i vostri messaggi verranno poi riportati anche a video in automatico.
Oggi non c'è un argomento particolare, però come sempre io qualcosa mi preparo sempre. Allora, un attimino solo che volevo fare un attimo un altro paio di cosette, un attimo col computer che è un po' lento, però va bene lo stesso. Un attimino, un attimo, sono subito da voi, eccoci qua, a posto. Allora, pure questa l'abbiamo fatta. Allora, dicevamo benvenuti a tutti. Vedo che c'è già qualcuno collegato. Bene. Allora, io direi che possiamo iniziare senza ombra di dubbio. La cuffia me la posso anche levare, se no mi sento l'eco. Ok? Allora, io qui ho messo un po' di roba, tra cui c'è anche questa busta di Glovo, c'è questo porta CD che già penso che già lo conoscete, qualche altra cosa qui buttata su questo tavolino come è al solito nelle mie dirette, soprattutto quelle come Reni Retro. Io oggi sono Reni Retro, non tocchiamo nessun vinile, non tocchiamo cassette, se non magari, però non ce ne ho qua, stanno tutte là dietro, quelle del C64, quindi andiamo a vedere qualcosa inerente ai videogiochi, il retro gaming e il retro computing. Ok? La prima cosa che volevo farvi vedere, già la feci vedere in una vecchia diretta, però la ripropongo perché questo è un bellissimo libro, un bel tomo, un bel libro. Non so se si trova ancora questo bellissimo libro, questo. Vi dico che costava 15.900 lire. Ok? È un best seller, c'è sta l'etichetta, adesso ve lo faccio vedere. È un libro che la prima stampa risale all'89. Questa stampa in particolare è del 1992, quindi si può definire retro. Ve la faccio vedere, eccolo qua. Allora, questa è l'enciclopedia dei videogiochi, però leggete bene. Trucchi e cheat mode per il vostro computer o la vostra console. Oltre 800 giochi risolti per voi. E allora vi avvicino pure per leggere. Era per Amiga, C64, Atari ST, PC Engine, Mega Drive, poi c'è sta il NES, il Super Famicom, Super NES, Game Boy, Sega Master System e chi più ne ha più ne metta, pure l'Atari Lynx. Hai capito? Pure il Sega Genesis. Allora, guardate, questa è la parte dietro. Ok? Questa è la parte dietro. Come sempre, gruppo editoriale Jackson. Gruppo editoriale Jackson. Questo è l'autore. Vedete, quindi è una traduzione, ovviamente, di Incorish. Allora, vediamo, scrivete, guardate, allora, qui ci sono tantissimi giochi, no? Allora, c'è ovviamente un indice, aspettate che abbasso un po' il volume, vabbè che le notifiche mi arrivano sempre allo stesso volume. Allora, qua c'è sta tutta la prefazione e poi ci sono i trucchi. Allora, guardate, opla. Ci sono anche dei programmi in Basic, vedete, da scrivere. Allora, noi facciamo un salto indietro. Allora, originariamente i giochi noi li compravamo all'edicola, perché all'epoca, anche se sappiamo in futuro, si è saputo, perché in futuro ci sono state delle leggi che hanno regolamentato diciamo, la produzione di videogiochi e quindi i copyright che devono andare
ai legittimi proprietari, a tutte le società che ci hanno lavorato su un gioco, mentre noi in edicola molto spesso tradotti in italiano al buono e meglio, però sempre un cuore che rimane nelle edicole di quell'epoca, degli anni 80-90, perché noi andavamo lì, Special Play Game, parlo di Commodore 64, non di Amiga, perché poi di Amiga cominciarono a uscire in edicola belle riviste, molto belle, come The Game Machine, come Zap, no, era per C64, però ce n'erano tante dedicate, CU Amiga, tante riviste dedicate, Amiga Magazine, tante riviste dedicate ad Amiga, però avevano il dischetto allegato che dentro c'erano dei demo dei giochi. Però per quanto riguarda il C64 e diciamo tutta questa parte un po' retro, un po' anni 80, diciamo, noi andavamo in edicola, compravamo il gioco. Il gioco molto spesso non c'aveva il crack, non era trainato, cioè funzionava su cassetta perché era copiato, tradotto. Tra l'altro molto spesso venivano messe delle immagini disegnate, spesso e volentieri anche col koala pad, quindi col koala pad del C64 andavano a disegnare quelle schermate che comparivano all'inizio dei giochi caricati da cassetta, Special Play Game, i Fantastici 4, i Fantastici i Magnifici 7, c'erano, guarda, tante riviste, c'erano quelle lato A C64, lato B Spectrum 48K, c'erano anche quelle lì che erano lato A VIC 20, lato B C64, insomma c'era tanta scelta, ok? Però molto spesso non avevano il trainer quei giochi, anche se funzionavano, uno però doveva fare affidamento solo sulla propria abilità per poter andare avanti e terminare il gioco. Quando diciamo non ci si riusciva, proprio perché ci sono molti giochi che erano molto complicati, c'erano libri come questo che ci venivano in aiuto, ok? Allora, libri come questo, per esempio 1942 della Elite, per avere vite infinite ed altri aiuti, caricare il gioco, resettare e scrivere, poke per le vite infinite, disabilita la routine di collisione degli sprite. Allora, voi sapete che i giochi, la maggior parte, non erano scritti in BASIC, anzi avevano delle routine in linguaggio macchina, in assembler, con l'epoch da BASIC, diciamo, quindi da riga di comando del Commodore 64, chiamiamola così, quel cursore che lampeggiava sotto la scritta RIDI sul Commodore 64 non era altro che un'attesa di un comando che poteva anche essere un comando BASIC, ok? Quindi il POC è uno dei comandi BASIC, come il for, come print, come input, ok? If, sono tutti comandi BASIC, ok? E questo diceva di andare in linguaggio macchina in assembler, in un registro di memoria, a modificare qualche valore, ok? Questo è detto molto semplicemente come funzionava. Guardate, qui c'è 1943 per C64, c'è anche qui da digitare un breve listato. Questi sono tutti listati che uno diciamo, era previsto che uno aveva il tasto di reset sul Commodore 64. Io ce ne ho tantissimi della Cabletronic, sono dei cavi di reset AL che si mettevano nell'expansion port, ma sono piccoli così, piccoli fatti a L, piccolini così si mettevano, e uno premeva il tastino, il Commodore 64 non si spegneva totalmente, si resettava, compariva la schermata iniziale, Commodore 64, Basic V2, eccetera, e ricompariva il cursore. A quel punto uno con questi comandi, con queste POC e poi con una SIS, la SIS proprio ripartiva il sistema da una certa allocazione di memoria. La mia videocamera non riesce a mettere a fuoco, ma l'ultima riga è sempre una SIS. In questo caso era SIS 32768, 32768, quindi è come se fosse il comando run del BASIC. Quando uno fa run, il computer cosa fa? Parte dalla prima riga scritta del programma, che ne so, 1 print ciao, 2 print amico mio,
lui parte dalla prima riga e va diciamo sequenzialmente, a meno che non ci sono dei goto o dei gosub, si va sequenzialmente ad eseguire tutto il programma basic. E praticamente la sys fa più o meno la stessa cosa, però parte da dei registri di memoria che risiedono in linguaggio macchina in assembler. Ok? Per esempio c'è 1985 per C64, 3D Pool per Atari ST, vedete? Hi Mirko, ciao Mirko, come va? Vedete, questo è 3D Pool, però questa procedura funziona per l'Atari ST, ok? L'Atari ST aveva anche la tastiera, non ci dimentichiamo mai. Io voglio un po', ecco, Ace 2 per C64, guardate, questi sono giochi famosissimi, Ace 2. Ciao Mirko, sì, resettiamo, SIS 64738 e resettiamo la macchina, ok? Quelli sono numeri che uno non si scorda facilmente. 64738 era il soft reset da riga di comando, quindi uno poteva fare tutto un programma, una cosa eccetera, poi dice no, voglio resettare tutto, SIS 64738 e ritornava alla schermata iniziale. Ovviamente la memoria rimaneva, diciamo, tra virgolette occupata, perché uno poi poteva sempre ricaricare un altro programma e la memoria veniva sovrascritta. 64520 per il VIC-20, mi pare di sì, mi sembra che hai ragione, 64520. Mi sembra di sì, ti do ragione. Allora, Action Bike, Afterburner per Amiga, guardate, Afterburner per Amiga, vedete, dell'Activision, ok? Su Amiga come si faceva? Caricare il gioco normalmente, premere il tasto backspace durante una partita, mettere in pausa e scrivere AGES. Pure se voi a schermo non vedevate che si scrive niente, voi scrivendo AGES il gioco dovrebbe così ricominciare, ma questa volta premendo i tasti maggiore e minore potete scegliere quale livello giocare, capito? Ah, vedi, per avere vite infinite andate in Amiga Basic e c'è invece tutto un programma scritto in Amiga Basic che è molto simile a quello del 64 perché ci sono tutti i data e poi ci sta read per leggere i valori messi dentro i data e i POC. Quindi questo è l'Amiga Basic, guardate, questo è un testo scritto in Amiga Basic. Io quasi quasi poi vi pubblicherò, faccio dei collage, delle cose, qualche cheat mode preso da questo libro a caso, sia per Amiga, per C64, ok? Lo so, io sono del 74, non a caso c'ho il sito classe74.it, ok? Allora, Agent X per C64, Airwolf era quello dell'elicottero, poi c'è Altered Beast per Amiga, sempre in Amiga Basic, vedete? Con Amiga Basic da tutte le parti. Another World, guardate, ci sono i codici dei livelli di Another World. Questi non so se vi possono ancora interessare, tanto sono tutti craccati i giochi e trainati. C'è il trainer su tutti i giochi dell'Amiga. Oramai si trovano gli ADF. Ami Resource pronti per l'upload. Grande, grazie perché gli Ami Resource li cerco da tantissimo tempo, soprattutto se hai anche le copertine, una scansione, una fotografia, quello che vuoi, perché le copertine, allora, Ami Resource, parliamo un po' di Ami Resource. Quando all'epoca Amiga era sulla cresta dell'onda, c'erano tante fiere, tra cui c'era Ibiza, c'era pure Pianeta Amiga. A Pianeta Amiga ci si andava anche, diciamo, un sacco di espositori. Io anche facevo da espositore perché in quell'epoca avevo anche la BBS e andavo per esporre la mia BBS, diciamo, RefSoft BBS. E poi facevo vedere parte di quella che poi è diventata la mia collezione. Io andavo lì anche per cercare di vendere
qualche cosa, però tutto quello che è avanzato poi da quegli anni me lo sono tutto quanto tenuto. E quindi lì c'erano tanti CD, c'erano gli Enigma Amiga Run, c'erano gli Aminet singoli a singolo CD, c'erano gli Aminet 7 che io ho pubblicato, c'ho fino all'Aminet 7.7, ma so che sono arrivati mi pare almeno al doppio, almeno al 15, quindi più del doppio, e gli altri non so se si riusciranno a trovare, ma ultimamente ci sto dedicando parecchio tempo perché voglio rimettere insieme un po' quello che era il mio mondo Amiga, ok? Perché il mondo Amiga, che si porta dietro anche il mondo retro gaming, quindi C64, perché no, pure perché l'Amiga per me è un punto di arrivo quando poi c'è stato lo scambio tra Amiga e PC. Quindi tutto ciò che è venuto prima di Amiga se lo porta dietro proprio l'Amiga, e io lo vedo come se fosse, nell'ultima diretta io dicevo che l'anno 2000 per me è l'anno di cambio tra retro e moderno. Io vedo proprio l'anno 2000 come l'anno di cambio sia in ambiente musicale, in ambiente cartoni animati, fumetti eccetera, e in ambiente videoludico, retro computing. Perché? Perché poi Amiga ancora nell'anno 2000 si è portato uno strascico, ancora era abbastanza utilizzata Amiga negli anni 2000, anche se poi il PC con i Pentium, perché poi quello che ha decretato il grande successo del PC sono stati non tanto gli assemblati, i PC assemblati, che quindi abbattevano parecchio i costi dei PC preassemblati HP, dei PC preassemblati IBM che costavano uno sproposito. Uno poteva scegliere dei componenti o di qualità inferiore o anche di capacità inferiore, che ne so, a me non mi servivano 32 MB di RAM, ne volevo 16, potevo scegliere un PC assemblato con 16 MB di RAM perché ci volevo far girare solo Windows 95 Word e bastavano 16 MB. Poi, cioè, quindi già il mondo dell'assemblaggio, quindi i processori che da 486, 386 eccetera, che erano molto, molto lenti, non erano, soprattutto per l'idea ludica del PC, non andavano tanto bene quanto la nascita del Pentium. Quando nacque il Pentium 133, 166, 200 MMX, quindi con le funzionalità aggiuntive MMX, a tutto questo aggiungiamoci pure che la vecchia grafica EGA, CGI del PC diventò VGA. Quando diventò VGA cominciarono a vedersi i monitor a colori, cosa che il PC prima aveva qualcosa di monocromatico, qualcosa che, i colori non erano il massimo, così come l'audio. I primissimi PC avevano il beeper incorporato, ma quando la Creative se ne uscì con la Sound Blaster 16, con altre schede ISA molto molto buone per quanto riguarda l'audio, a quel punto ci fu un drastico cambiamento delle cose, perché praticamente il PC cominciava a crescere grazie a schede video 3D FX, le Voodoo. Chi ha vissuto quel periodo come me anche, ha visto praticamente il tramonto di Amiga che cercava di stare al passo con tutte le acceleratrici, e ci mettiamo lo 060 e per giocare a Doom, per PowerPC. Poi per PowerPC non svilupparono quasi più niente perché tutto quanto, pure la scena ludica si spostò tutta quanta sul PC. E chi è che ci diede poi dal punto di vista ludico il colpo di grazia? E fu la PS1, che perché anche l'Amiga CD32 era un'ottima macchina, che con una scheda la MPEG Motion poteva vedere anche i Kodak Video CD, quindi la potevi usare anche per vedere dei CD con dentro delle animazioni, dei filmati. Però purtroppo la PS1 lavorava un sacco di poligoni, lavorava in 3D in una maniera che l'Amiga non ce la faceva più, ma soprattutto perché anche
aumentò le risoluzioni, aumentò la grandezza di quelli che una volta sul C64 si chiamavano gli sprite, cioè dei personaggi, erano molto più grandi. Quindi diciamo che la PS1 insieme all'evolversi del PC ha causato un po' il tramonto di Amiga e di tutto quel mondo che si porta dietro Amiga come eredità. Quindi noi vediamo anche l'Atari, vediamo diciamo tutto quel mondo 8 bit che già era tramontato 6, 7, 8, 9 anni prima, perché alla fine non sono tantissimi. Vedete, se noi ne parliamo diciamo fino agli anni 80, primi 90, il C64 ancora c'era chi aveva ancora il ColecoVision, l'Intellivision, chi aveva l'Atari Lynx, diciamo in pochissimo tempo. Noi quando siamo arrivati poi a ridosso degli anni 2000, con questo evolversi del PC, con questo evolversi della PlayStation, tutto quel mondo lì è diventato talmente retro da essere quasi abbandonato, per poi rinascere, poi come vedremo, negli anni, diciamo dopo il 2010 è diventato tutto retro gaming, retro computing, e allora siamo ritornati ad avere nostalgia di quel mondo, perché poi i giochi, secondo me, allora questa che vado a dire adesso grazie Mirko che hai messo a fare l'upload, grazie, col Mac addirittura. Io il Mac ce n'ho uno solo che è un Mac mini dove dentro c'è Amiga OS 4, però sta fermo ce l'ho giù, starà fermo, saranno almeno 6-7 anni che è fermo. Pensa, allora, te racconto un po' la storia di quel Mac mini, poi ritorniamo ad Amiga, agli anni 2000 eccetera. Quel Mac mini io lo comprai in Ericsson da un amico, non mi ricordo, no, non lo comprai, abbiamo fatto a scambio, non so se gli serviva un hard disk, una cosa, e lui aveva questo Mac mini G4 che praticamente all'epoca non valeva più niente, perché i Macintosh, gli Apple avevano adottato la tecnologia Intel, quindi su quel Mac mini diciamo il sistema operativo non era più aggiornabile, quindi lui non ci faceva niente e abbiamo fatto cambio, non so se gli diedi un bel hard disk capire, non mi ricordo, comunque abbiamo fatto un cambio. Io quando l'ho preso poi l'unico difetto di questo Mac mini era che c'aveva poca RAM, e allora cambiai la RAM. Ora il Mac è un po' bastardo rispetto al PC, perché il PC, se non gli piace la RAM, manco si accende, non fa il beep, non fa niente, allora tu ne provi altra fino a che non si accende e funziona. Il Macintosh invece si accende e sembra che funziona. Allora io che avevo fatto su questo Mac mini? Siccome c'era il sistema operativo molto vecchio, allora mi ero fatto prestare da un amico i CD di installazione, mi pare che era il Tiger, non mi ricordo dell'OS qual era, originale dell'Apple, e non si installava in nessun modo, mi dava un sacco di errori durante l'installazione. L'hard disk era perfetto perché l'avevo provato, il Mac mini funzionava, però tra l'altro mi dava errori sempre in momenti diversi. Magari andava tutto a buon fine l'installazione, finiva l'installazione, poi mentre lo usavo errori, si bloccava completamente, si frizzava, insomma un macello. Invece ci installai Amiga OS 4, funzionava uno spettacolo, mai bloccato, mai dato un problema, eccetera. Allora poi però io con questo Mac mini, sapete, io all'epoca poi c'avevo pure, no, era prima di Morena Computer, comunque io sono sempre stato di Tigna, volevo risolvere il problema del Mac OS, quindi ci ho messo un altro hard disk, sempre molto buono, e ho provato ad installare Mac OS, niente, non si installava proprio. Allora che ho detto, sentite, allora la RAM qui non la voglio lasciare, questa la cambio, e ce n'ho messa una più grande. Ho messa questa, ho provato ad installare il Mac OS alla grande, era la RAM che non era compatibile, però con Amiga OS 4 funzionava uno spettacolo, forse perché Amiga OS 4 è piccolino, poi col Moana Loader là, ci metteva un secondo a partire, ovviamente però non supportava tante cose, quindi con Amiga OS 4 era quasi cioè era buttato quel Mac, perché molte periferiche non le riconosceva, quindi vabbè, però diciamo sono stato contento perché ho un altro hard disk che io sostituisco al volo, sostituisco quell'hard disk e lui mi parte con il sistema operativo del Macintosh, però adesso funziona correttamente. Tra l'altro è un fulmine perché non era mai stato progettato per
per tutta quella RAM. Mi pare che adesso c'ha 256 MB di RAM, una cosa del genere. Quello nativo c'aveva 64, mi pare, e io ce ne avevo messa una da 128 e adesso l'ho cambiata con una da 256 e adesso funziona uno spettacolo, sia con Amiga OS 4, un hard disk con Amiga OS 4 che con l'hard disk con il Mac OS, mi pare Tiger, non mi ricordo. Ok? E questo era per dire, ho fatto un diciamo un ricordo che ho di quel Mac OS Mini che attualmente sta giù alla sala hobby. Mi pare pure che sta tutto collegato, però non lo accendo da tantissimo tempo. Allora, stavamo vedendo questo e stavamo parlando degli anni 2000 e di come anche la Xbox però 512 mega e io 2 giga allora ci ho messo 1 giga e 2 giga, sì, ci ho messo 2 giga di RAM. Ah no, 128 e 256, mi sto a sbagliare, io purtroppo non mi ricordo. Può darsi che c'aveva 512, ci ho messo quella da 1 giga che non era compatibile e adesso c'ha 2 giga di RAM. E allora era così, era, sì sì sì, mi sa che era così. Mirko, tu ne saprai meglio di me di Apple perché io di Apple ho solo quello. Quindi so che è molto vecchio perché essendo un G4 è molto vecchio, un Mac Mini G4. Comunque stavamo dicendo appunto, sì, sicuramente era 1 giga di RAM e 2 giga e 512 era la base sua. Ok. Quindi vabbè, vi ho nominato anche la Xbox perché poi dopo la PlayStation, ovviamente la Microsoft non stette a guardare, voleva cavalcare ronda dei videogiochi, fece uscire anche lei la Xbox. Ok, vi ho fatto vedere questo tomo che poi dopo voglio vedere chi è collegato. Se mi dice il nome di un gioco, se c'è, vediamo. Per esempio, ecco, Trust 2, Thunder Blade, Tau Ceti, qui ce ne stanno tantissimi. Star Wars della Domark, vedete, Star Wars. A proposito di Star Wars, vi invito a visitare il mio sito www.starwarsstore.it. Compaiono tutti sotto i miei siti, vedete, Star Wars per C64. E quindi allora, prima di andare a vedere vi voglio far vedere poi, guarda, questa è la mano, il manabile del videogame. Questo penso di averlo solo io davvero, Fabio Rossi, dizionario del videogame. Guardate quanto è piccolo, questa è la mia mano, non c'è prospettiva, non c'è nulla. Questo è il manabile del videogioco. Ok, che ci sarà dentro questa busta? Andiamo a vedere, prendo tutto, ok, poi la busta la rimettiamo. Allora, guardate un po', questi sono i miei dischetti del C64, quello è il simbolo del leone ruggente. Qui dentro c'è The Last Ninja 3, lato A e lato B. Adesso ve ne faccio vedere un po' di questi dischetti, L'ultima volta che l'ho usati funzionavano tutti. Guardate, Star Wars Trilogy e Last Battle, Play Disc. Prima c'era GeoWrite e GeoFiles. Ma tanto di Geos io ce n'ho tantissimi di dischetti, ragazzi, Quindi quanto prima compatibilmente metto tutto a posto quest'anno e poi mi devo attrezzare per poter leggere questi floppy, per poter leggere e poi fare tutti i file .d64. Guardate, contenitore per floppy Savage, questo è vuoto, ma dopo ce li rimetto qua dentro un po' di floppy, Savage. Guardate che bello, cioè questi sono proprio i primi che io ho fatto, guardate, allora questo è il numero 3031 perché i miei dischetti erano tutti numerati, vedete? Lì c'è scritto dischetto numero 3031 contiene scacchi e Super Cycle. Poi tra l'altro qui dentro, guardate, Dataflex, bellissimi, poi uno diverso dall'altro. Qui dentro c'erano anche dei foglietti, vedete? Tutti scritti da me.
questa è la mia scrittura dell'epoca su come si gioca. Guardate, vedete? Non so se a me fa scendere la lacrimuccia questa cosa, perché mi ricorda tanto quando avevo tanto tempo. Adesso ce l'ho un'altra volta tanto tempo, infatti l'idea è di risistemare tutto. Guardate, giochi da tavolo società, dischetto numero 2324, perché era due lati. Giochi da tavolo, questo era CompuShop. CompuShop è il negozio dove io ho comprato il floppy, il lettore 1541, il mio primo 1541, quello che poi verrà modificato col ProLogic Revolution, col Dolphin DOS, quello che mi ha accompagnato, diciamo, per parecchio tempo. Ancora ce l'ho, speriamo che ancora funzioni. Giochi da tavolo società volume 2, sempre su dischetto CompuShop. Allora, adesso stiamo facendo un tuffo veramente nel passato. Guardate, foglietti, giochi di società, bridge, slot machine, puzzle. Ecco, un medico poco serio. Questo io lo voglio provare a leggere, perché un medico poco serio è quel programma che sta su quei libri che vi ho fatto vedere nell'ultima diretta. E poi qui vi faccio vedere che cosa è QPLIDPC, che cosa significano tutte queste diciamo lettere messe una accanto all'altra. Questo è un programma che mi sono inventato io, con, diciamo, da un'idea del mio professore di religione, il professore Savino si chiamava. E niente, questo è il questionario per l'individuazione del proprio carattere. Questionario per l'individuazione del proprio carattere. Allora, che cosa ci aveva fatto fare il mio professore alle medie? Facevo le medie in quel tempo, mi pare la seconda media. Allora, ci aveva portato in classe un questionario su dei fogli. Ok? Quel questionario mi sa che non ce l'ho più, quello sui fogli proprio è andato. Però il programma c'è. Allora, praticamente era composto da una serie di domande, mi pare che erano 10 domande più o meno. Io queste 10 domande ovviamente le ho riportate dentro tutti i data alla fine del programma, no? E poi in Basic, ovviamente io all'epoca ero molto abbastanza forte in Basic, soprattutto del C64. Poi vi racconterò anche altri aneddoti, altre cose che ho fatto. E cosa avevo fatto poi? In base alle risposte riempivo l'array, ovviamente, un array con tutte le risposte, perché era uno di quei questionari che se hai fatto maggiore risposte A, se hai fatto maggiori risposte B, se hai fatto maggiori risposte C. Erano 3 risposte per ogni domanda. Ok? E quindi poi in base all'array veniva fuori pure il grafico e sotto ti veniva scritto che carattere c'hai, flemmatico, non attivo, primario o secondario, attivo o non attivo, flemmatico o attivo. Erano diverse definizioni, ma non solo. Poi, a seconda delle definizioni che uscivano fuori, lui tirava fuori il tuo profilo psicologico praticamente, cioè come avrebbe dovuto essere una persona dopo che ha risposto a quelle 10 domande. Guardate, era una cosa, sembra facile, ma non lo fu assolutamente. Tra l'altro la cosa che ho trovato più complicata era fare i grafici, perché poi tutto l'altro resto, bene o male, erano tutti valori numerici, perché bastava dare dei valori a delle variabili a seconda se rispondevi A, B o C, e quindi a seconda della domanda tu incrementavi di 1, 2 o 3 punti, e quindi alla fine lo sapevi se avevi fatto, no, beh no, c'era un array di mezzo, perché io dovevo sapere se avevi fatto più A, più B o più C, poi non bisognava fare la somma dei voti. Quindi se avevi fatto, che ne so, rispondi A, A uguale A più 1, se avevi fatto B, B uguale B più 1, poi vedevi qual era il maggiore, qual era il minore, li mettevi in ordine crescente e veniva fuori il grafico. Così, poi vi sto parlando di cose che io ho fatto quando avevo tipo 12 anni, cioè, e poi non l'ho più visto, perché guardate, ora vi faccio vedere altri dischetti, ma io ce n'ho ancora, stanno a casa dei miei, un altro migliaio di questi dischetti. Qui io vi indico qui, vedete? Questo è un cartone pieno di dischetti. Un altro così ce l'ho giù alla sala hobby mia.
ma gli altri stanno tutti a casa dei miei. Migliaia e migliaia di dischi. Shadow Dancer, sempre con Leone Ruggente di qua, eccolo il leone. Shadow Dancer. Ok, andiamo avanti, va. Non so, vi sto annoiando, scrivetemi nella chat, Non so quanta gente c'è collegata attualmente alla diretta. Spero che non vi sto annoiando, che stiamo facendo quattro chiacchiere. Guardate, qui dentro c'è rete barra ref, significa che questo era il dischetto di lavoro, perché io di solito per giocare mi facevo sempre una copia, ok? C'avevo sempre, io giocavo circa 2-3 giochi alla volta, con tutto che ce n'avevo tantissimi. Allora che facevo? Tanto ci mettevo pochissimo a fare la copia, perché io tra l'altro col Prologic Revolution avevo il 15 secondi copie, ci volevano effettivamente 15 secondi a fare una copia, e mi facevo le copie di lavoro. Questa è rete barra ref, perché la copia è la copia di gioco del gioco rete. Rete, ve lo ricorderete tutti quanti, un gioco di calcio. Cartoon Games. Cartoon Games, guardate qui sopra che c'è. Masters of the Universe, Popeye, Braccio di Ferro, Snoopy, Paperino, Pac-Man, Superman, Transformer, Kix e Quix, che sono i due giochi, se ve li ricordate, sono quelli che dovevi rinchiudere parti dello schermo tra quattro mura e si colorava. Ovviamente uno aveva pure gli sfondi disegnati e l'altro invece colorava di un colore tutto un fondo. Bellissimo anche quello, guardate qui. Alternative War Games numero 95. Come vedete erano tutti numerati i miei dischetti, proprio perché io avevo l'archivio, ve l'ho fatto vedere, l'ho pubblicato su Facebook, quasi quasi poi pubblicherò la foto del mio manuale di archivio, che mi sembra che dovrebbe stare lì da qualche parte, ma non lo vedo, sta seppellito in mezzo a un sacco di roba. Comunque l'ho trovato ultimamente, che abbiamo un po', diciamo, abbiamo dovuto mettere le mani ai box, e niente, ho fatto le foto, le ho pubblicate su Facebook e ve le mando pure su. Colgo l'occasione per invitare chi è collegato a registrarsi, se avete Telegram, se usate Telegram, t.me/amicaida, oppure se avete già Telegram aperto cercate Amicaida, vi iscrivete al gruppo, è gratuito ed è un bellissimo gruppo, lo stiamo, diciamo, gestendo al meglio possibile. Qui c'è Nord e Sud, si è un po' cancellato il pennarello. Play Disc. Nord e Sud è un gioco che a me è piaciuto tanto, lo vidi per la prima volta su Amiga e rimasi molto contento, molto colpito dal porting su Commodore 64 di un gioco che mi piaceva anche parecchio di grafica, era carino, anche se poi ricordava Centurion nelle battaglie quando stava uno contro l'altro con i pupazzettini piccoli, però era forte, quando c'era la mappa comparivano tutti una specie di fumetti, bellissimo Nord and Sud, e ci ho fatto tante partite. Guardate un po' qui, Refs Rambo 2. Allora, lato A c'è Rambo 2, il lato B, perché praticamente Rambo 2, allora vi racconto pure la storia di Rambo 2, vedete come ci sono tanti aneddoti da ricordare. Era la Befana, non mi ricordo di che anno, può darsi sì, 84 più o meno, 85 più o meno lì, sì. Mi portò la Befana mi portò due cassette per Commodore 64, una era Zorro e l'altra era Rambo 2, ok? Rambo 2 quando lo caricai, io mi ricordo che mi svegliai quasi in piena notte, saranno state le 4 di notte, e trovai appunto queste cassette. Non ho resistito, ho acceso il 64, io ce l'ho in camera mia, e ho svegliato pure mio fratello che è 4 anni più piccolo, però pure lui gli piaceva giocare a questi giochetti, queste cose. Mettemmo la cassetta e si cominciava a vedere, si componeva piano piano che la cassetta del registratore caricava, perché all'epoca ancora non c'avevo il 1541, c'avevo il dataset, e quindi caricava la cassetta e si completava un'immagine che era quella di Sylvester Stallone con in mano un lanciarazzi, bellissima quell'immagine, che però io non trovai
quando ho trovato la versione di Rambo 2 per il floppy. E allora che ho fatto io? Io mi ci sono messo, ho messo quell'immagine prima del caricamento di Rambo 2, e infatti io quella che davo ad amici in giro eccetera era il lato B, gli facevo la copia del lato B e non del lato A, perché sul lato B c'era pure la intro con la foto di Stallone con in mano il lanciarazzi. Quindi, cioè, ci si divertiva così, ragazzi, questo era quello che facevamo, non c'è niente da fare, cioè noi eravamo fatti di questo, ci divertivamo così. Vabbè, io metto tutto quanto là, eccolo, qua c'è l'archivio dischi, se si legge questo sto a posto. Archivio PRG, load archivio.exe,8,1 return, e qua c'era l'archivio di tutti i dischi. Vedete al lato B c'è F1 Manager Play Disk, quindi io usavo il lato A come archivio dischi, quindi tutti i dischi che mi arrivavano io li aggiungevo al programma, ma l'avevo fatto io il programma, vedete, archivio PRG e archivio.exe l'avevo fatto io, l'ho chiamato .exe proprio perché a scuola io lavoravo in Turbo Pascal, che dovevi creare il file eseguibile compilando il tuo programma .pass, quindi tu lanciavi il compilatore .pass e lui ti lanciava, se non c'erano errori nel programma, ti creava l'eseguibile. E allora io da quel momento ho cominciato a scrivere sempre .exe, anche se il Commodore 64 per .exe non c'ha significato, ok? Però io, proprio per, diciamo, ricordare quello che facevo a scuola col PC, l'ho ad archivio.exe,8,1 return. Quell'archivio.prg era il archivio.geo, mi sono ricordato, sono i due file dati, appunto, uno per i programmi e uno per i giochi. Archivio.geo, quindi, allora, questo archivio.exe l'avevo fatto io. Questi qua, archivio.geo e archivio.prg, sono i file sequenziali che io avevo creato col programma Basic. Cioè, ragazzi, quindi io andavo a caricare archivio.prg se volevo l'archivio dei programmi, andavo a caricare archivio.geo se volevo l'archivio dei giochi, capito? Non avevo fatto una cosa sola. Vedete, piano piano mi ricordo, ma qui stiamo parlando di cose che io ho fatto tanti anni fa. Comunque, stiamo vedendo un po', guardate questo, ref P47, sempre questo, quando c'è scritto così vuol dire che ci ho messo le mani io, o che ci ho messo una demo davanti, o che ci ho messo qualcosa, o che sono riuscito a trainarlo e quindi ci ho messo il trainer mio. Io adesso non mi posso ricordare, guardate quanti sono, parliamo di migliaia di dischetti. Qua che dice, copiatore? Fotolibri, foto... Contabilità fornitori, qui purtroppo vedete si è mezza cancellata, ma qui c'è scritto contabilità e fornitori. Allora, questo è un disco che io feci per mio padre. Mio padre mi chiese un programma per gestire, lui ha fatto tanti anni il rappresentante di ricambi auto, aveva diversi fornitori e diversi clienti, e quindi io gli misi fece un programma col Commodore 64 per l'archivio fornitori e l'archivio clienti, e lui con questo si gestiva anche un minimo gli ordini, si poteva scrivere per ogni cliente che cosa avevo ordinato, ok? E questo andava tutto a scrivere poi tutto nei file SEC qua dentro, e quindi era un bel programma pure quello, perché tu andavi a caricare il cliente dentro la scheda di quel cliente, quindi col numero univoco di quel cliente andavi a metterci l'ordine, ok? Io lì erano programmi che non erano proprio semplici, però io li feci, stanno qua, la testimonianza è questa, guardate pure questa è Italia 90, le formazioni, i gironi, le classifiche, gli stati, gli arbitri, i rigori e gli altri mondiali. Allora, che cosa avevamo fatto? Io e un mio amico, lui patito di calcio proprio che non ci stanno uguali, lui si scriveva su dei quaderni
tutte quante le informazioni che prendeva da Televideo Rai, ok? Da Televideo Rai. Io gli dissi, guarda, per i mondiali, solo per i mondiali, perché mi volevo, diciamo, sbizzarrire, un po' a me piaceva la programmazione, a lui piaceva il calcio e tutti questi numeri associati al calcio, e allora ci mettemmo insieme in... quanto durarono i mondiali? Un mesetto. In un mesetto tirammo fuori questo dischetto e qui dentro di Italia 90 ci sono tutti quei valori che vedete là, tutti i gironi, chi si è qualificato, chi non si è qualificato, gli ottavi di finale, i quarti di finale, quanti gol sono stati segnati, tutto quanto qui dentro sta. Tutto quanto qui dentro. Sono solo informazioni, però è carino perché era fatto utilizzando un vecchio foglio elettronico che uscì in edicola, non mi ricordo qual era, che però ti permetteva pure di salvare delle schermate, diciamo, in ambiente grafico, diciamo così, e quindi di visualizzarle poi con un visualizzatore di quelle che poi erano le, diciamo, queste immagini a 8 colori, che poi ne bastavano due qua perché c'era soltanto, era scritta nera con, diciamo, la griglia e scritto, che ne so, le formazioni e tutte quante le varie squadre con le formazioni, i gironi, come erano stati fatti tutti i gironi, le classifiche man mano che si andava avanti, quindi c'erano diverse classifiche, poi tutte le informazioni dei vari stati dove si sono giocate le partite di Italia 90, che ne so, la capienza, quando era stato, diciamo, costruito lo stadio, queste cose qua, dove si trovava, queste cose qua, gli arbitri con tutto scritto, pure quante partite di quel mondiale hanno arbitrato, tutto quanto, i rigori, quindi tutti, nella parte rigori io mi ricordo che c'era scritto tutti i nomi dei giocatori che hanno segnato o che hanno battuto un rigore, quindi se era segnato oppure no, ok? E poi gli altri mondiali c'era scritto tutti gli altri mondiali, chi l'aveva vinto, mi pare soltanto, no, i primi tre, no, mi sa che soltanto chi l'aveva vinto. Sugli altri mondiali c'era scritto solo chi l'aveva vinti, tutti gli altri mondiali. Vabbè, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Questo Rocket Ball, Wonder Boy, ecco questo perché sta da parte, perché qui c'è Wonder Boy che è un gioco bellissimo. Il porting pure è stato fatto molto molto bene di Wonder Boy, e quindi questo è un gioco super giocato. Certo che questi sono nuovi, guardate, imballati, si vede che c'è il nylon, sì, si vede pure da qui sopra, vedete? Sono ancora imballati sti dischetti, guardate, sigillati, hanno attraversato il tempo. Che spettacolo, ragazzi, che spettacolo. Perché non scrivete nulla? Ditemi che ne pensate, se volete che continuo. Mega Games terzo, numero 156. Per sapere quello che c'è qua dentro o bisogna metterlo in un dataset, oppure bisogna leggere quel dischetto lista. No, c'è scritto qui dietro, guardate un po'. Missione Recall Sinister Summer Games 1. Vedete, c'era scritto dietro. Più facile del previsto. Vedete, allora, adesso vi faccio vedere, guardate, dischetti colorati. Vedete? Questi dischetti colorati da dove provengono? Vi faccio vedere pure questo, va. Allora, vedete i dischetti colorati? Tra l'altro di è Shadow Dancer, quanto mi piaceva a me Shadow Dancer, quello col cane. Più 4 significa che c'ha il trainer diviso in 4 parti. Shadow Dancer più 4 by ref, sempre io ci ho messo una presentazione, una demo, qualcosa. E io parlo, sì, io vado avanti. No, ma qua mi dice che siamo 4 però, Siamo in 4 collegati, non siamo 2. Siamo in 4 collegati. Se potete condividete su Facebook, sui gruppi, così magari qualcun altro ci raggiunge. Shadow Dancer più 4, qui ci sarà stato sia vuoi passare di livello con la lettera L per esempio, vuoi le vite infinite, vuoi tempo infinito, vuoi, e allora quello sono le 4 scelte che ti dà. Ciao Alessandro,
grazie di aver scritto nella chat, benvenuto, spero che vi interessi quello che sto dicendo, eh. Comunque Shadow Dancer più 4 by ref, perché ci ho messo sicuramente una demo, una intro, qualcosa. Qui addirittura c'è Medieval Games e Skateboard Games. Andiamo a vedere se c'è sta un foglietto pure qua. No. Allora, tra l'altro vedete qui questa custodia, guardate dietro, è fatta con un foglio di quaderno. Vedete? Magari io mi perdevo la custodia di carta di questi floppy e la facevo con un foglio di quaderno, non era un problema. Questo è tutto scotch dell'epoca, vedete come è diventato marrone? Ti è? Qui è quando ho provato per la prima volta. Porca la miseria, qui l'etichetta chissà dove è andata a finire. Vabbè. Allora, per la prima volta la stampante a margherita. Sì, la stampante, attenzione. Non mi fate dire eresie, perché quella non è. Cioè, si poteva attaccare pure al PC, però non l'abbiamo mai attaccata. Era una macchina da scrivere elettronica a margherita. E io ci ho scritto Ghostbuster 2, disco numero 80. Ok? Disco numero 80, come vedete l'ho scritto con la matita, mi sa che. Sì, con la matita. È scritto a matita. Mentre Ghostbuster 2 è scritto con una stampante a margherita. La Olivetti che ancora ce l'ho e sta al box. Quella Olivetti, come funzionavano le macchine da scrivere a margherita? Era una macchina da scrivere, anche se era anche stampante, vi ripeto, però non l'ho mai collegata a un PC. Comunque erano velocissimi quelle stampanti a margherita. Allora, c'avevano un inchiostro sempre a nastro che girava, però questo inchiostro a nastro non era come quello, che ne so, dell'MPS 803 o delle stampanti ad aghi, che bastava che lo rincostravi, oppure delle vecchie macchine da scrivere, 5, no. Quella a margherita era un inchiostro che ogni lettera veniva sparata, quindi c'era una margherita con tutte le lettere, ok? Tutte le lettere, tutti i simboli, punto, punto e virgola, commerciale, tutti i vari simboli normali, percentuale, dollaro, virgolette, meno, più, diviso, cancelletto, diciamo era una margherita con tutti questi simboli e c'era un pistoncino che sparava questa lettera, che passava attraverso, cioè spingeva il nastro sul foglio e in corrispondenza di diciamo, di quel punto l'inchiostro rimaneva attaccato alla carta, però si staccava dal nastro, quindi il nastro non era più riutilizzabile perché presentava tutte le lettere che tu avevi scritto. Particolarità di questa macchina da scrivere elettronica qual era? Mentre con le vecchie tradizionali macchine da scrivere, quelle con nastro normale a battuta, tu non potevi cancellare, se commettevi un errore c'era il bianchetto. Con questa macchina da scrivere elettronica, c'era un nastro a parte che se tu premevi il backspace, tu hai commesso un errore, premevi il backspace, lui sparava su un altro nastro, che era il nastro di cancellazione, sullo stesso identico punto dove aveva battuto la lettera, e c'era un nastro che si andava a rincollare, perché funzionava una specie di trasferibili, quelli che noi con la penna trasferivamo. I trasferibili trasferivi dal foglio quello di carta dove risiedono i trasferibili sul foglio dove lo volevi mettere. Allo stesso modo funzionava così, quello si rimetteva praticamente la stessa lettera, se la incollava e se la tirava via un'altra volta, ed era innovativo perché tu potevi correggere direttamente mentre scrivevi. Era una tecnica che all'epoca non c'era. Se tu avevi sbagliato a scrivere con la macchina da scrivere non potevi assolutamente correggere, ok? Dovevi usare il bianchetto. Il bianchetto si vedeva che c'era una correzione. Lì invece con questo sistema, poi ovviamente la macchina da scrivere era tornata di un carattere indietro, potevi metterci il carattere nuovo e quindi non si vedeva assolutamente che tu avevi sbagliato a scrivere. Un'innovazione veramente incredibile. Stavo dicendo, questi dischi colorati da dove vengono? C'era pure quello rosso. Guarda quello rosso. Eccolo là, quello rosso. Questi dischi colorati io li compravo da un negozio che stava a Colli Albani, che si chiamava Committeri. Committeri era un negozio di elettronica che di tanto in tanto aveva anche questi bei dischetti colorati. Allora, io i dischetti sia Amiga sia C64 più o meno tra i 500 e le 600 lire l'uno li pagavo, non l'ho mai pagati di più di questi qua, qualche volta anche di meno, ma non l'ho mai pagati di più di
di 500-600 lire l'uno. E quando gli arrivavano io andavo, mi ricordo che addirittura prendevo il 664 sotto casa, che è l'autobus che poi fermava direttamente a Largo dei Colli Albani. Largo dei Colli Albani, andavo da committeri e me ne compravo 200, 300 di questi dischetti, che poi tra l'altro questi venivano dati, erano sfusi, non c'avevano la scatola 10 a 10 come quest'altri, assolutamente, non c'era la scatola 10 a 10, questi erano sfusi, infatti ne potevi comprare quanti te ne pareva, e quindi ho preso questi dischetti colorati. Guardate che belli questi giochi qua, Operation Thunderbolt, guardate, Operation Thunderbolt, andiamo avanti, F-18 Simulators, Star Wars e Barbarian col trainer, più 2, Star Wars, mi raccomando, sta passando adesso qui il sito starwarsstore.it, andate a dare un'occhiata a quel sito. F-18 Simulator, non è che ve li faccio vedere tutti, ecco, guardate un po' qua, F1 3D, Formula 1 Manager 2, disco 294 della Simulmondo, disco arancione, bellissimo. Poi abbiamo parlato di Star Wars, par condicio, io sto da tutte le parti, Star Trek 3, che era l'ira di Khan, Star Trek 3, o alla ricerca di Spock. Vabbè, Star Trek 1 è The Movie, Star Trek 2 mi pare che era l'ira di Khan e Star Trek 3 alla ricerca di Spock, una cosa del genere. Comunque c'è Star Trek 3, Tilt, ST Dragon, Day of Thunder, vabbè, guardate, io ve li pesco così, Robocop 2, Mario Bros 1 e 2, Back to the Future, Pro Mountain Bike Simulator. Ragazzi, poi guarda come mi divertivo io a fare qua sopra, Robocop 2, troppo forte, guarda. R-Type by Leo. Ah, poi un'altra cosa, adesso vi faccio vedere, guardate, qui c'è scritto Rastan e Shinobi, che è il primo di Shadow Dancer, che è il secondo, e qui vedete c'è scritto T3356 S6, T33 S6 del lato B. Che significa T33 S6? Allora, altra parentesi, altro ricordo, le mie dirette sono tutte quante così, ricordi, aneddoti, cose. Per copiare i dischetti, prima ancora del Prologic Revolution, prima ancora del Dolphin DOS e dello Speed DOS, io utilizzavo un bel programma che si chiama ancora Double Image. Double Image ricorda molto pure l'Xcopy di Amiga. Double Image andava a leggere traccia per traccia, settore per settore, e ti metteva poi l'asterisco se andava tutto quanto bene, oppure ci metteva, ah no, erano i più, l'asterisco era se c'era un errore, se c'erano tutti quanti più la lettura, la scrittura andava a buon fine, se c'era un asterisco vuol dire che c'era un errore, ok? Io i dischetti li ho sempre voluti fare, mi ha sempre, pure adesso io quando copio i file utilizzo Teracopy, che mi fa anche la verifica in base a quello che si chiama CRC, ma questa è roba PC, lasciamola stare, Teracopy e PC, lasciamo stare. Parliamo del Commodore 64, Double Image, tutti più, a un certo punto ti compare un asterisco, vuol dire che lì c'è un errore. Allora, dopo col Prologic DOS, col Dolphin DOS, con lo Speed DOS, io ho cominciato ad utilizzare il 15 secondi copy con la funzionalità Nibbler, copiava tutto, e però diciamo, l'impostazione grafica era molto, molto simile al Double Image, e qui io mi scrivevo quando c'era una verifica, c'era un errore, però questo errore in questo caso ci doveva stare, perché se io andavo a togliere questo errore, mettiamolo, copiavo su un disco buono, ok, quindi senza andando magari a eliminare quell'errore, tanto dove c'è l'errore uno dice non ci possono essere dati, è vero che non ci possono essere dati, ma ci deve stare quell'errore, non deve essere un settore vuoto, se levi quell'errore il gioco non funziona. Quindi bisognava copiare esattamente quell'errore sulla traccia 33 settore 6, ci doveva stare quell'errore
se no questo gioco non funzionava. Ok? Era una forma di protezione dei giochi originali. Ciao Fabrizio e benvenuto, grazie di essere qui con noi, grazie. Quindi abbiamo spiegato anche, eccolo, ecco, questa è l'etichetta, vedete? Mo dopo ce la riancollo, ce l'ho qui una colla stick, che andrebbe bene anche una colla stick. No, la chiedo a mia figlia, poi dopo, aspettate che voglio trovare, eccolo, R-Type by Leo, no, non è quella che andava qua, questa la lascio sempre di qua perché tanto uscirà, questa andava qua, Battle Command, e infatti è un data life, vedete, questa si è staccata, etichetta, dopo tanti anni, ecco, e questo dischetto anche ci dà da parlare. Allora, vedete qui dove c'è sta scritto Battle Command, guardate un po', questo è scotch per i pittori, è scotch carta, ok? Perché veniva utilizzato lo scotch carta? Perché innanzitutto era più economico delle etichette, ci si poteva scrivere sopra sia con la matita, con una matita, sia con una buona penna o con un pennarello quelli tipo tratto pen, e quindi per risparmiare quando c'erano da fare tante copie, capite a me? Anche perché io avevo 4, alla fine avevo 4 drive sul Commodore 64, 1,8, 10 e 11, tutti con i ponticelli dentro, tagliati, ponticellati e fatti per dare l'ID a ogni singolo drive, perché poi io riuscivo a fare diverse copie dello stesso disco su più drive, una specie di come faceva su Amiga il Xcopy, ok? Già col Commodore 64 diciamo si poteva fare, quindi si è un po' rovinato questo dischetto. Qua c'è Indiana Jones e Salamander, altri due pietre miliari, vedete c'è scritto Renato sopra, cioè io qua non lo riesco a leggere, con la telecamera si legge, è incredibile. Renato, Indiana Jones e Salamander. Salamander è pure un gioco spaziale molto molto bello, porting su 64, bellissimo. Guardate qui che c'è Creatures 2 su un Data Life mini disc, Creatures 2, e io mo vi vorrei far vedere un po' tutto qua, perché qui, guardate, questo è un dischetto originale Commodore vuoto, vedete? Questo è un dischetto che era vuoto, io sopra ci ho messo Ritorno al futuro, Thriller, iPlay 3D Soccer e Gazza Soccer 2. Quanti giochi di calcio che sono usciti, qui voi non riuscite a vederlo perché sta telecamera non lo mette a fuoco, questa figurate, questa sta troppo chiara proprio, quindi non riesce col coso. Comunque qui c'è Back to the Future al lato A, che era un lato intero perché è un gioco bellissimo pure Ritorno al futuro, e poi c'è Striker 2, iPlay 3D Soccer e Gazza Soccer 2, e l'ho usati sui dischetti marcati Commodore. Questi erano dischetti vuoti, mi sa che ce n'erano altri 9 così io, perché comprai una scatola di dischetti Commodore, una scatola di dischetti marcati Commodore vuoti, quindi non è che sono dovuto andare a cancellare. Guardate, allora mo vi faccio vedere questo qua, porca la miseria che ricordi. Allora guardate queste scritte, chi è di Roma si ricorderà queste scritte: Kick-Off 2, calcio novità, torneo, bla bla, Side 2, Spaghetti West. Allora, questo dischetto proviene da Porta Portese, ok? A Porta Portese era pieno di banchetti, soprattutto la domenica, che vendevano i dischetti per Commodore 64, per Amiga, altra roba, pure per altre piattaforme, e li scrivevano tutti quanti più o meno così, e poi facevano addirittura le fotocopie e li attaccavano alla buona e meglio. Infatti questa è una fotocopia attaccata con 2 pezzi di scotch, tra l'altro questo è scotch da infermiere, è il cerotto, quindi attaccata questa etichetta con il cerotto che è molto sottile e però fa la sua funzione, ok? E quindi questa, come vedete, è una fotocopia, veniva scritta la prima etichetta, poi fatte le fotocopie, tagliate sul foglio A4, tagliate tutte quante, e venivano fuori questi dischetti che venivano venduti a Porta Portese,
Ragazzi, le mie dirette sono una miniera di ricordi che in pochi possono dire di aver vissuto. Io sai che c'è, che qui però sono proprio troppi, qua tutti questi dischetti, qua c'ho Afterburner 2, mi sa che già ho fatto vedere pure. Vediamo qua che c'è di interessante, se c'è qualche altra cosa. Bard's Tale 3, The Hobbit, Infiltrator, 65 Games. Ah, ecco, questo è il demo dischette. Questo è uno dei demo dischette 1571. Quando comprai il floppy, quello diciamo a doppia facciata, il 1571, questo è il suo dischetto originale. Ah, ragazzi, mamma mia che ricordi. Guardate un po' qua che c'è. Fare un giornale, io con questo ci ho fatto il giornale della scuola alle medie, fare un giornale, uscì in edicola, questo è un dischetto da edicola, floppy 64, ed è fare un giornale. Con questo dischetto era possibile, ovviamente veniva un po' una ciofeca, io lo stampai con l'MPS 803. Questo si è strappato il piruletto sopra in alto, però questo è il dischetto di cartone che si mette dentro i floppy per non far disallineare e sporcare le testine. Ok, questo stava originariamente dentro i floppy. Ragazzi, che ricordi? Oh, se vi sto annoiando ditemelo, scrivetemelo nella chat se vi sto annoiando. Porca miseria, qui mi si sta staccando piano piano tutto. Oh! Questo tradotto in italiano, vedete un po'? Volo su Mosca c'è scritto, poi guardate Commodore, c'è scritto volo su Mosca, vuol dire che questo è Raid over Moscow, uno dei giochi veramente bellissimi da giocare. Questo mi sa che ce l'ho solo io, ragazzi, questo mi sa che ce l'ho solo io per Commodore 64. Leggete un po' amichisti, il Warbench, no il Geos, il Warbench per Commodore 64, ragazzi, il Warbench, porca la miseria, è il sistema operativo di Amiga su Commodore 64. Mannaggia la miseria, che ricordi, il Warbench, non lo so se si trova ancora sto dischetto. Devo vedere il Warbench per Commodore 64. Quante ore so che sto in diretta? Un'ora e 11. Come vola il tempo. Ah, vedete, poi qua cominciano ad esserci tutti i dischetti del Geos, che ce n'ho un'infinità. Di questi dischetti del Geos ce n'ho veramente tanti. Geofons, Geos Desktop qua, GeoPublishes, Printer Driver, MPS 803, perché io avevo come stampante la MPS 803. Quanto l'ho usata quella stampante, ragazzi, l'ho usata proprio all'inverosimile. Vedete, tra l'altro ci sono anche immagini che venivano date, distribuite per il Geos, Color Pix e Grayscale Pix, tutti per GeoPaint, venivano caricate da GeoPaint. Vabbè, guardate, Lambart, questa è tutta roba per Geos, è tutto quello che sta scritto qua sopra, vedete, Geos, tutta roba per Geos. C'avevo tutti i digiclips, io ero patito di Geos, ragazzi, GeoWrite, GeoPaint 1.3, Text Manager, tutto quanto, tutto scritto, desktop, tutto quanto. Tra l'altro io il Geos l'ho messo pure Ah, mi avevi chiesto, Mirko, mi avevi chiesto i SID, guarda un po' qua che c'è. Digimix. Questa era una demo spettacolare che sfruttava il SID al 200% di quello che poteva fare. Era quella demo. Mi ricordo la musica, ma non riesco a rifarvela. C'è stata pure quell'altra canzone a fare non riesco a rifarvela, ce l'ho nella testa ma non riesco a riprodurla.
Questa sfruttava il SID al 200% di quello che poteva fare. Digimix è un demo, infatti è due lati di un dischetto, un demo di quello che poteva fare il... guarda. E questo? Programma di condominio. Adesso riesco a tenerlo fermo sto coso. Programma di condominio. Vedete? C'era tutto per Commodore 64, c'era tutto. Che è il Paperback Writer, Speller Dictionary, poi tutta roba in inglese. 80 colonne. 80 colonne ti serviva con l'altra stampante, per MS 803 era 80 colonne. GeoWord, GeoPaint. Il font pack pure per il Geos. Guardate, io c'avevo per GeoWrite, altro che i font che ci stanno adesso per PC, qui ce n'avevo una marea. Vedete sempre il leone ruggente, sì, il leone ruggente che vi ho detto all'inizio. Geos, qui c'è un sacco di roba per Geos. Qui ci stanno tutti i giochi, Pro e Chuck Rock ragazzi, Geos Application and Utilities. E qui la maggior parte delle robe è per Geos. Superscript, vabbè, senza che... ecco, forse questo vi posso far vedere perché è uno dei pochi dischi originali che ho. Teenage Mutant Ninja Aero Turtles, che mi pare che erano due dischetti, però qua ce n'è uno solo. Boh, vediamo un po' se c'è quello prima. No. Geos Speller Utilities, Geos V2 System and Backup. Madonna mia. Guardate quando avevo finito le etichette i numeri come li mettevo. Si capisce che è il numero 100 sto dischetto. Guardate il numero 99. Guardate. Cioè ragazzi, vedete qui ancora Geos parla che parla, no. No, questi sono Space Pilot, sono giochi. 99. Allora, andiamo avanti. Mamma mia, ma qui di lato che sono sti cosi? Io non l'ho messi così all'epoca, non l'ho più toccati questi dischetti, non mi ricordo più, non ne so più mai. Allora, va bene, lasciamo stare adesso che ho fatto vedere anche un bel po' dei dischetti, non è che mi metto a farvi vedere, c'erano 6 anni. Qui si è smolecolata sta busta, vediamola, che ti da anni. Allora, dizionario dei videogiochi vi stavo facendo vedere prima. Qui non ci sono chat mode o quello che vi pare. Vi parla solo, per esempio, ecco, Legend of Zelda qui. Vi parla solo del gioco, come è nato, come è stato ideato. Vedete? Vedete se vi ricorda qualcosa questa schermata? Guardate, ora vi faccio vedere qualcosa. Questo è il Labyrinth. Ti è. Ditemi un nome. Ah, guardate, questo è il joystick che tutti andiamo cercando perché i joystick e chi qua? Questo di che anno è? Dimmelo. 1993 originale, 1993, tra l'altro c'è pure scritto il giorno. 15 novembre 93. Guardate un po', è il cabinato di Pac-Man. Ok. Guardiamo insieme. Crash Crumble and Chomp. Questo è piccolo, è tasca immanabile. Ci stanno pure dei fogli dentro. Programmi che facevo io, guardate un po'. If, off, uff. Questo è basic, vediamo un po'. 7 color, questo sarà Pascal. 7 color, sì, dovrebbe essere Pascal, correggetemi se sbaglio. Qui vi spiega che cos'è il dongle. Vedete? Dongle c'è scritto lì, non lo posso aprire di più perché mi si rovina. Dongle, il dongle è la chiave hardware per i giochi protetti. Disk drive, qui vi dice che cos'è il disk drive. Vedete? Questo lo conoscete sto tizio con sto cappellino?
Questi sono due tizi, perché loro sono Super Mario Bros. Lui è Super Mario, lui è Luigi, però si chiamano Super Mario Bros. Perché sono i fratelli di Mario, Super Fratelli di Mario, Super Fratelli di Mario, riviste, Game Pro, una rivista, sto facendo un po' così, perché qui se no ci sarebbe troppo bello. Voglio vedere se ci sta CD. ColecoVision, vi spiega il ColecoVision, vedete? Guardate che è uno spettacolo questo, però volevo vedere alla D se c'era una cosa. Vabbè, guardate, questo avevo fatto vedere, tutti e due questi, eccolo qua. Questo chi è? È questo, Dragon Slayer, vedete? La schermata di Dirk col drago. Vabbè, e questo è quanto riguarda il mini manabile dizionario dei videogame. Così lo devo mettere, sì. Ma non si vede perché sta telecamera fa schifo. Ok, dizionario dei videogame. E poi vi volevo far vedere, io ho qua la collezione quasi completa, se non completa, di questa rivista. Vedete? Guardate. Queste riviste all'epoca ne uscivano tantissime proprio. Console Mania. Questo dovrebbe essere Console Mania. Console Mania, Console Mania. Questa era una rivista prettamente dedicata alle console. Ma voi vedete quanto sono belle queste riviste. L'altra volta vi ho fatto vedere altre riviste che non erano queste qua. Era CPVG, era The Game Machine. E adesso ci vediamo la Console Mania. Come vedete qui viene citata la PS1, eccola lì, però senza disegnare tutti gli altri, il Sega Saturn, Nintendo 64. Insomma, è una rivista sempre della Xenia Edizioni, Xenia Edizioni. Tra l'altro guardate, numero 56, non si legge un tubo, ve lo dico io, ottobre 1996, lire 6.000, però con 6.000 lire, tutta a colori, guardate che anima di rivista. Cioè, al giorno d'oggi non ci stanno più una cosa del genere. Che se facevano pubblicità uno con l'altro, addirittura Zap. All'interno di Console Mania si parla di Zap. Zap, la rivista che ha fatto la storia all'epoca degli 8 bit, si reincarna sulla rete. Se ancora non avete visitato il nostro sito www.xenia.it, adesso avete un motivo in più per farlo. Cioè xenia.it aveva messo in rete Zap. Adesso andate su zap.it e ci sono tutte le scansioni delle riviste. Ok? Gameland. Guardate le pubblicità come venivano fatte. Doppia pagina, tutta a colori, curatissime queste pubblicità. Non è che all'epoca uno pensava male, che dice ma le pubblicità dell'epoca era curato tutto, ma guardate questa rivista come impaginazione, come foto, come tutto, guardate com'è curata, piena di immagini, cioè non è che è facilissimo. Poi quanto più sono le immagini più è complicato, perché uno sennò potrebbe prendere, scrivi un po', ci metti un'immagine sola gigantesca e risolti il problema. Invece così ci vuole molto più tempo, molto più lavoro da parte degli editori, da parte di quelli che scrivono gli articoli, degli impaginatori, i correttori di bozze. Questo non me lo ricordo. Ditemelo un po' che gioco è questo, che non me lo ricordo proprio. 92, io avrei dato 99 e mezzo. Questo è diventato un'icona, questo gioco, ragazzi, 92. Vabbè. Guardate un po'. FIFA 96. E FIFA ancora c'è. E ancora esce EA Sports Then Again. Running Road, andiamo avanti.
eh. Guardate che anima del gioco di Formula 1, qui stiamo parlando sempre del 1995-96. Gli hanno dato 95 a sto gioco di Formula 1. Pitbull, sarai tu il campione? 109.900 lire. 109.900 lire della Leader, la grande Leader, una marca di videogiochi, grande Leader. Ecco, Leader ha fatto pure questo. La Leader, eccolo qua il loghetto, vedete? Leader. Andiamo a vedere se qui c'è qualcosa degno di nota, così al volo vi faccio vedere. Vabbè, NBA 96, vabbè, Basta Move 2, pubblicità di Basta Move 2, preso con gli stessi draghetti di Bubble Bubble. Street Fighter Zero, Street Fighter Zero, guardate questa pubblicità, Game Store, ma poi tutto disegnato, vedete, questo era disegnato, cioè è qualcosa di spettacolare, vabbè. Ma quando si fanno più queste cose? Ma poi soprattutto così grossa, una rivista così adesso facevano 30 euro per prendere. Made in Japan, tutte le console, Sega Saturn versione USA 578.000 lire, il Mega Drive 2 versione italiana 278.000 lire, il 3DO 398.000 lire e il Game Boy 149.800 lire. Prezzi dell'epoca, Omaggio, omaggio ragazzi, omaggio. Qui non ci inventiamo niente, qui non ci inventiamo niente. Dai che andiamo verso la fine della diretta. Che anima di flipper è questo? Io ero un patito di giochi di flipper. Pinball, pinball, pinball. Guardate che anima di Extreme Pinball. Ecco, Extreme Pinball. Mamma mia, io allora giocavo tantissimo con mio fratello e facciamo delle sfide che non finivamo mai. Prima a Pinball Dreams, poi a Pinball Fantasy ed infine su Amiga 1200 a Pinball Illusion Aga. Guardate, sono 3 flipper, io ancora ci gioco su PC con WinUAE, mi sono ottenuto quasi solo quelle. Tra l'altro ho trovato un backup su uno dei CD miei dove facevo il backup del mio sistema di Amiga, l'ho messo come DH0 là su WinUAE, è partito subito e quindi posso giocare tranquillamente ai giochi che già avevo installato. E lì c'era Rising Havoc, che sarebbe Roger Rabbit, c'era Monkey Island, che altro c'era? C'era Dune, e poi c'era appunto tutti e tre i Pinball Dreams, Pinball Fantasy e Pinball Illusion. Guardate, è una cosa spettacolare e funzionano tranquillamente. Lanci WinUAE e poi vado dentro il CLI, dentro l'Amiga DOS, dentro il CLI, il CD Dreams e lui parte Pinball Dreams, oppure CD Illusion e parte Pinball Illusion. Capito come? Che devo fare? Che spettacolo ragazzi, e ce l'ho lì questi file hard disk, però non li condivido quelli perché sono inutili, ci stanno già fatti, non c'ha significato. Però quando mi va devo ovviamente ricordarmi di disabilitare i tasti semplificati di Windows, perché sennò quando premi troppe volte lo stesso tasto ti compare una finestra su Windows che dice vuoi abilitare tasti automatici di Windows, non vuoi abilitare niente, quindi bisogna disabilitare quelli se uno vuole giocare a pinball, perché mentre stai a giocare che compare la finestra ovviamente ti esce da WinUAE e ti dà un problema, perché poi perdi la pallina. Ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me tutto questo tempo. Guardate,
Allora, ora mi toccherà mettere un po' tutto a posto, per quanto abbiamo usato pochissima roba. Qui dentro ci sono Enigma Amiga Run ed Enigma Amiga Life CD, li sto condividendo piano piano, sto facendo le ISO e quindi piano piano saranno tutti quanti condivisi. Mi pare che siamo arrivati a 6 o 7 già condivisi. Ok? Io ringrazio tutti quelli che sono stati con me per questa oretta e mezza, mi ha fatto molto molto piacere, sono le 10:35 di questa domenica 9 gennaio 2022. A me non mi resta che invitarvi ad iscrivervi al mio canale se lo volete, qualora lo vogliate, attivare la campanella perché io faccio le dirette così all'improvviso, non so quando ho 5 minuti. Ecco, mo per esempio mia moglie e mia moglie stava di là a giocare a The Sims, mia figlia stava finendo di copiare un compito per domani, qui quindi il salone è risultato libero stranamente perché normalmente si vede la televisione qui, e io ho detto vabbè, allora mo metto qualche cosa sul tavolo, facciamo una breve diretta serale. Spero vi sia piaciuta, sono tanti aneddoti, io vi racconto quella che è stata la mia vita reale, senza nascondere niente, molto, molto semplicemente, niente di più. Mi fa piacere se poi la condividete questa diciamo rimane lì questo filmato, in questa diretta, se qualcun altro la vuole vedere in differita mi fa molto piacere. In chiusura di diretta vi invito sempre a visitare i miei siti, il principale dei quali è classe74.it. Andate pure su legolando.it, il sito dedicato totalmente ai Lego, su quello che mi piace di più a me, però è una cosa mia personale, che è starwarsstore.it. Se vi piace la musica, vi piacciono i giradischi, vi piacciono le cassette, casse, amplificatori, oppure webcam, vi piace andare in diretta, green screen eccetera, andate su renejstore.it. Se invece poi avete anche la passione come me dei vinili, ho creato ultimamente da poco il mondo del vinile.it. Andate lì e lì trovate un'enormità di vinili. Il mondo del vinile è anche Star Wars Store, così come Legolando e Classe 74 sono anche canali Telegram e pagine Facebook, quindi le potete cercare anche su Telegram e su Facebook. Cercate e andate, se su Telegram vi iscrivete ai canali, se è su Facebook mi mettete un like alle pagine e così sarete aggiornati quando io vado a pubblicare altri oggetti in vendita. Ok? Ripeto, quindi Legolando, il mondo del vinile, Star Wars Store sono i principali. Poi c'è anche Retro Computing e Retro Gaming, sia su Facebook che su Telegram. Non c'è un sito dedicato, ma ci sono la pagina e il canale Telegram, pagina Facebook e canale Telegram, quindi Retro Gaming e Retro Computing, e basta. Questo è quanto vi dovevo dire. Vi ringrazio di avermi seguito fin qui. La prossima volta, se vorrete, diciamo, invitate anche altri vostri amici, più siamo e meglio è. Ok? Vi ringrazio tantissimo di avermi seguito, vi auguro buonanotte, da Roma è tutto, a voi la linea studio. Ciao a tutti!